Azienda Zero è un progetto di legge ormai morto. Chiediamo al governatore di riformulare una proposta di legge sulla quale noi come Partito Democratico siamo disponibili a discutere, mettendo al centro però la persona, mettendo al centro le famiglie, quelle soprattutto che hanno presenze di disabili, non autosufficienti, anziane e persone ovviamente fragili. Tutto questo attraverso una rete di servizi che possa dare risposte di prossimità alle persone che ne hanno più bisogno. Prima di ridurre le ULSS bisogna rivedere il piano sociosanitario. Noi abbiamo chiesto questo con forza perché prima viene la programmazione e poi le risposte. Non è banale ridurre le ULSS tenendo tutto il sistema dei servizi così com'è ora. Questo vuol dire mandare in tilt e destabilizzare la sanità. Quindi abbiamo depositato un documento per chiedere di rivedere il piano sociosanitario. La sanità veneta dimostra di essere solamente un oggetto di titoli di giornale da parte della maggioranza e questo è avvilente. Noi invece vogliamo dare contenuti e proposte. Riduzione delle ULSS e soprattutto grande risparmio. Dobbiamo veramente andare a togliere tutta questa burocrazia, spostare quei soldi in servizi e in stipendi per persone oggi come infermieri e medici che sono strozzati da questa sanità fatta solo e unicamente di annunci e di lotte interne. Una riforma delle ULSS che siano più vicine al territorio, alla realtà territoriale, alle conferenze dei sindaci, a un territorio che guardi ai flussi del paziente, non a dimensioni provinciali che non hanno nemmeno magari rapporti di collegamento con il trasporto pubblico. Noi siamo aperti a ogni forma di considerazione e di proposta. È ovvio che poi se questa va in direzione diametralmente opposta e distrugge il nostro PDL non l'accettiamo. Io ho apprezzato molti degli interventi che sono stati fatti questa mattina, poi se qualcuno vuol fare polemica senza se e senza ma perché deve fare polemica, allora quello non aiuta i veneti e la cura dei veneti, ma tutti quelli che pensano alla salute dei veneti possono stare tranquillamente al nostro fianco. Come abbiamo detto fin dall'inizio, il PDL 23 andrà avanti, arriverà a conclusione, nelle prossime settimane verrà calendarizzato in maniera assidua in Commissione perché veda la sua realizzazione entro giugno-luglio. Il ritardo è solo stato spostato quest'anno per un motivo di bilancio, era necessario procedere con urgenza con il bilancio, ma vedrete che nelle prossime settimane ci sarà il PDL al centro dell'attenzione della Commissione.